Ma decine, migliaia di macchine, tutti rovinati. E dai, per carità, non si fanno così le manifestazioni. Lo so se hanno ragione, hanno torto, però non c'è la magistratura, non c'è la legge. Come facciamo noi? A noi se feriscono un amico mio, non è che andiamo io un tipo porte, finestre, ma scherziamo veramente. E casa mia? Sono dentro. Vedi, hanno rotto anche capo, c'aveva quelle carrette pure, vedi, e l'hanno messo pure sulla strada per non passare le vecchie. Ce lo dovevamo aspettare, manca un vero e proprio controllo del territorio. Io volevo andare via Italia tutti. Via dall'Italia? Sì, sì. Dove vuoi andare? Io volevo andare anche in Africa così. Andare in Africa? Sì. Stanchi, tutto stanchi. Adesso molti extracomunitari hanno paura, se ne vogliono andare, lasciare Rosarno. Anche chi non è stato portato via ieri con il pullman ha preparato borse e valigie. Qualcuno ha già raggiunto la stazione, tasca il passaporto. Bene, questa forse è la punta dell'iceberg, ma la situazione credo che sia abbastanza grave.